Tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, riapertura dell'impianto bolognese con convegno di domenica 20 settembre, prima corsa che è riservata a cavalli di 4 anni, Apessan, Grace dei Veltri, Avio Stella, Aria Pink, Alvin dei Daltri, Aquila. I favori sono per Aria Pink in chiusura, numero 4, Gianvito D'Ambruoso, Apessan e Grace dei Veltri le alternative principali. In avvio veloce Aria Pink, cerca di sopravanzare Apessan che tenta di difendersi, passa però Aria Pink e sfila dopo 100 metri di gara, mentre in terza posizione si sistema Alvin dei Daltri, più indietro Grace dei Veltri, più lenta in partenza. 200 iniziali in 14,5 per Aria Pink, in seconda posizione Apessan, poi Alvin dei Daltri che precede Grace dei Veltri, quindi a chiudere Avio Stella e Aquila. I 400 intanto in 31, da 1,15,2 muove a questo punto all'esterno Grace dei Veltri che progredisce in poche battute e si porta a contatto di Apessan e avvicina Aria Pink al completamento dei 600 in 46,6. Davanti alle tribune in vantaggio Aria Pink nei confronti di Grace dei Veltri all'esterno, Apessan alla corda, poi ancora Alvin dei Daltri che precede Avio Stella e lascia in coda Aquila. Intanto gli 800 in 1,1,5, c'è 14,9 anche davanti alle tribune. Aria Pink si mantiene in vantaggio, Grace dei Veltri che al sediolo, alla corda Apessan, le tre più seguite al gioco, all'altezza del chilometro in 1,16,9. Prova nuovamente Grace dei Veltri a portarsi su Aria Pink quando siamo a metà della dritta delle scuderie. A contatto rimane Apessan. Poi sposta all'esterno anche Alvin dei Daltri a 400 dalla conclusione. Il parziale in 15 per Aria Pink, sempre talonata da Apessan e all'esterno incalzata da Grace dei Veltri. Muove in terza ruota a questo punto Alvin dei Daltri. Cavalli al completamento della piegata con Aria Pink che entra in vantaggio nei confronti di Apessan, Grace dei Veltri e Alvin dei Daltri lanciato a centropista. Ultimi 100 metri di gara con Aria Pink che allunga ancora e viene a conquistare una netta affermazione nei confronti di Apessan che controlla Alvin dei Veltri. 1,16,1 e quarta a seguire per Aria Pink, Gianvito D'Ambruoso per il training di Battista Congiu. E lei la vincitrice della prima corsa della riapertura qui all'Arcoveggio. Bel percorso di testa di Aria Pink e quarta vittoria a seguire, anche abbastanza semplice il successo per l'allieva di Battista Congiu. Rivediamo le battute conclusive. Si allunga bene alla corda, mentre al secondo finisce Apessan che aveva corso molto bene anche l'altro giorno a Modena. Al terzo finisce Alvin dei Daltri.